E torniamo a parlare di Mose, vediamo appunto questa enorme faraonica opera, se servirà a risolvere i problemi di Venezia, dell'acqua alta in particolare. Noi abbiamo uno stralcio di un'intervista dell'ingegner Armando Danella, scusate, consulente giunta Cacciari all'epoca. Se la vediamo poi la commentiamo in studio proprio con l'ingegner Di Tella, che all'epoca ha proposto un'alternativa al Mose e oggi diciamo che ne fa anche una questione di principio, quindi anche presente nel divulgare quella che era un'alternativa e che forse può esserlo ancora oggi. A voi l'intervista. A paratoie alzate in certe condizioni di mare con onde alte 2,5 metri e frequenza 8 secondi, esse oscillano in maniera abbastanza ampia, facendo entrare acqua in laguna, il che vanifica l'effetto diga della schiera come contenimento della marea. L'amplificazione incontrollata dell'angolo di oscillazione rende il Mose sistema dinamicamente instabile. Qui vediamo la comparazione dei comportamenti delle due paratoie che sono sostanzialmente diversi, con condizioni di moto ondoso, con altezza significativa di 3,2 metri e un periodo di picco di 8 secondi. La paratoia a gravità mantiene un comportamento regolare rappresentabile dal modello matematico di Principia. Lo stesso modello rileva invece l'instabilità della paratoia Mose, che per le sue caratteristiche idrodinamiche non può essere calcolata e governata. Il sistema dinamicamente instabile comporta l'impossibilità di dimensionare in maniera corretta le strutture, i connettori, le cerniere, eccetera. Inoltre, una sperimentazione in vasca su modelli in scala ridotta non consente una progettazione affidabile del reale. Ringraziamo Multimedia Records e l'Associazione Ambiente Venezia per questo pezzetto di intervista significativa sicuramente. Ingegnere, ce la può spiegare in maniera semplice che chiunque a casa possa capire dov'è il problema e se c'è un problema poi? Il problema c'è, diciamo che lo studio di Principia l'ha dimostrato in maniera ineccepibile, perché Principia non è l'ultimo arrivato, è una società che lavora a livello internazionale e viene usata dalle società che operano nel campo marino addirittura come independent review, si dice, no? Si fa un progetto, poi si affida a questa società il controllo di questo progetto. Quindi non è l'ultimo arrivato che ha fatto queste verifiche. Cosa significa? Significa che siccome queste paratoie hanno un comportamento non lineare, qui capisco che è difficile ma lei ce lo spieghi però, come fossimo dei bambini. Ecco, cioè un comportamento lineare, cioè il caso di una molla con un peso, no? Io applico 2 volte il peso, questo mi si sposta di 2 volte, no? Certo. E quello è lineare. Una paratoia che si muove nell'acqua, per la sua geometria, non ha un comportamento lineare, perché la spinta varia col coseno, cioè ci sono altri fenomeni. In più, siccome la variazione del livello è molto vicino al fondo, cioè con 3 metri di onda su un fondale di 6 metri sono il 50%, 50%. E questo fa cambiare proprio le caratteristiche elastiche del sistema, per cui il sistema è altamente non lineare, proprio il sistema più non lineare che si può pensare. Ma quali sono le conseguenze? Le conseguenze sono che in alcuni casi si può verificare che il sistema diventa instabile. Instabile significa che i movimenti sono talmente grossi che non esistono allo stato attuale dei programmi, dei software che sono in grado di modellare questo sistema. Quindi non c'è una simulazione, traduco non per, si può fare per me e per chi sì, a casa guarda sì. E non è un ingegnere, non è stato possibile fare una simulazione di tutta la schiera, quindi? Neppure della paratoia singola, perché se non si riesce a modellare la paratoia singola, questa era una delle obiezioni che avevano fatto quelli del MAV. Poi sappiamo il MAV come interagiva col consorzio, magari poi ne possiamo parlare più dettagliatamente. Magistrato alle acque di Venezia, no? Dice, ma lo studio che ha fatto Principia non è esaustivo perché non fa tutta la schiera, ma per forza, cioè, se non riesce a simulare una paratoia, figuriamoci se ne può simulare 20. Quindi era ovvio che non poteva simulare. Ma in questo senso era perché quando si parla di grandi opere probabilmente si devono affrontare anche strada facendo delle problematiche. La domanda che viene a me è: c'era un'alternativa in questo senso più stabile e che fornisse certezze per quanto poi strada facendo dovessero essere verificati? Esisteva un'alternativa all'epoca? E lo studio Principia dimostra che la paratoia che avevamo presentato noi è perfettamente stabile.
Cioè, è lì che è venuto fuori il problema. Cioè, noi lo sapevamo già, perché chiaramente quando l'abbiamo proposto, io occupandomi di questi problemi da 40 anni, sapevo che lì c'erano dei problemi di risonanza, no? Quindi, quando ho proposto la soluzione alternativa, l'ho proposta perché risolveva quei problemi. Poi non è stata accettata, però il Comune di Venezia ha fatto fare questo confronto. Non è stata accettata, però non usiamo l'impersonale. Questa non è un'opera regionale, se vogliamo, è un'opera di tutta Italia, quindi è il governo italiano, i soldi non vengono dal Veneto, ma vengono da tutti i cittadini italiani, quindi da Roma. In questo senso, chi non ha accettato, Vitucci, in questo senso, chi non ha accettato una proposta alternativa, ricordiamo peraltro un sindaco, Cacciari, che l'ha fatta proprio, l'ha portata con questo studio Principia, proprio per dimostrare, mettere a confronto due progetti molto importanti, ma anche molto diversi. Nel 2006 con il governo Prodi il sindaco Cacciari porta delle alternative a Roma, queste alternative non vengono nemmeno discusse e si va avanti. Poi il governo Berlusconi continua nella stessa linea del governo Prodi e va avanti. Io vorrei dire che c'è anche un problema, come dire, più generale di controllo, nel senso che nella sua lunga storia il Mose ogni tanto ha avuto dei momenti critici, no? Queste osservazioni che facevano qui gli ingegneri erano uno di questi momenti critici. Questi momenti critici venivano quasi sempre superati o con i voti a maggioranza o con i voti di fiducia, oppure ricorrendo a qualche altro organismo, no? Il Comitato Tecnico di Magistratura si chiamava, 40 esperti nominati dal Magistrato alle Acque, spesso consulenti del Consorzio, che promuovevano l'opera. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, all'epoca presieduto da Angelo Balducci, il procuratore Nordio, forse questo nome gli farà venire in mente qualcosa, no? Quelli coinvolti appunto nel altri discorsi di malaffare e altre inchieste, e quindi quello che ci si chiede, che anche la gente a volte ci chiede, no? Ma sono stati verificati questi passaggi, nel senso in cui se molti di questi consulenti, di questi funzionari dello Stato, di questi responsabili delle commissioni sono stati addirittura inquisiti poi, no? Perché prendevano, se poi sarà dimostrato, prendevano appunto delle tangenti. Ma quei pareri favorevoli erano veramente pareri dati perché l'opera andava bene o erano dati per qualcos'altro? Ecco, questo secondo me è un aspetto che molti comitati chiedono di chiarire e che secondo me andrebbe chiarito anche per il bene del consorzio, dove lavorano anche molte persone per bene e molte persone assolutamente, adesso ci sono molte persone per bene, molti professionisti, molti politici che lavorano e continuano a lavorare e continuano a lavorare e prestare la loro attività, per cui è anche sbagliato poi generalizzare, assolutamente. Però è indubbio che appunto è stato soppresso il magistrato alle acque. Hanno cambiato il nome in realtà, hanno scambiato soltanto il nome, non l'hanno cambiato soppresso. Il nome. Si chiama Provveditorato alle opere pubbliche, ma è lo stesso ufficio di prima che in teoria dovrebbe essere il controllore pubblico del consorzio privato e molto spesso in realtà non ha nemmeno i mezzi per farlo. Ecco. Provveditorato che noi avevamo invitato l'ingegner Roberto Daniele, purtroppo si scusa ma non è riuscito ad essere presente, come avevamo chiesto anche alla Mantovani di intervenire, nella fattispecie il Carmine Damiano, il presidente, che è, diciamo, è l'ex questore di Treviso, per cui anche la famiglia, diciamo, ha voluto dare, il proprietario della società, ha voluto dare anche un taglio alla gestione precedente, ricordiamo mai indagati la proprietà della Mantovani. Quando l'agenzia, la Guardia di Finanza ha chiesto di pagare le tasse dovute secondo l'indagine svolta, sono state pagate, non c'è stato mai trovato nessun collegamento in questo senso con la proprietà della Mantovani, che appunto dopo voleva intervenire, abbiamo invitato anche loro, però non sono potuti essere presenti. Ingegnere stava dicendo, alzava la mano, io alzavo la la faccio mano parlare, perché dai tecnici emergono sempre dati non è il mio mestiere, ma mi sento di dover fare l'avvocato difensore del magistrato alle acque, perché la decisione che abbiamo appreso una mattina di abolizione del magistrato alle acque, io non so se sia stata presa dal Presidente del Consiglio o dal suo Ministro alle infrastrutture. Certo che la decisione dà la sensazione o cerca di far capire alla gente che la colpa è del magistrato alle acque e abolendo il magistrato alle acque noi ritorniamo vergini. No, non è proprio questo. Quello che c'era di sbagliato era il rapporto incestuoso che sussisteva tra un organismo che doveva essere il controllore e il controllato.
E purtroppo il magistrato alle acque, anche quello moderno, non sto parlando di quello della Repubblica, che magari qualcuno vuole rievocare, sto parlando del magistrato moderno. Il magistrato moderno, quello istituito o riistituito nel 1907, ha avuto nella sua storia presidenti ai quali ancora oggi bisogna togliere tanto di cappello. Poi, a partire da un certo momento, questa che era una tradizione di un ente rispettato da tutti perché aveva autorevolezza, poi a partire da un certo momento sono incominciate le cose strane. I presidenti non venivano nominati in quanto conoscitori della realtà idraulica veneta, ma venivano nominati in quanto possessori di altre qualità. E questa direzione purtroppo è proseguita con altro che risonanza delle paratoie, con un aggravamento via via sempre più evidente. Di cosa? Io mi sono dovuto... dopo Aggravamento di cosa? Del comportamento. Io all'UNESCO, a una conferenza, dopo il mio intervento, mi sono sentito dire dall'allora presidente del magistrato alle acque che era perfettamente d'accordo con me, ma forse c'è qualcosa che non funziona se questo signore ha sentito di dovermi dire queste cose, tant'è che io mi sono alzato da maleducato e gli ho detto: no, guardi Presidente, se lei è perfettamente d'accordo con me, qui c'è qualcosa che non funziona. Chi era? Questa Cuccioletta, era l'ingegner Cuccioletta. Ma questa è la situazione. Allora noi non usciamo da questa situazione se non cambiamo impostazione. Sostituire il provveditorato al magistrato alle acque Lei dice non professionalità. cambia niente, perché la qualità è quella. Gli ingegneri facciano gli ingegneri, i politici facciano i politici. Questo mi sembra il messaggio di fondo, perché a casa venga chiaro e capito ciascuno il faccia il suo concetto. mestiere e non aspiri a fare il mestiere degli altri come invece piace a tutti noi. Certo. Senatore Casson. No, ma io credo che bisogna sempre distinguere tra istituzione e uomini che ricoprono in un certo momento un ruolo all'interno delle istituzioni, perché se è indubbio che l'istituto del magistrato alle acque nella storia già della Repubblica Serenissima e poi anche successivamente ha avuto dei grandi meriti, negli ultimi decenni, dico non negli ultimi anni, ci sono state persone che hanno ricoperto i ruoli di vertice del magistrato alle acque che non hanno assolutamente reso onore a questa istituzione, ma non soltanto per lo scandalo Mosi. Io mi ricordo da quando ho cominciato in magistratura a fare qualche indagine da giudice istruttore, il giudice istruttore era anche Carlo Nordi all'epoca, e ci sono stati vari eventi che hanno riguardato in vario genere i presidenti o vicepresidenti o qualche funzionario del magistrato alle acque. Questo vuol dire che bisogna innanzitutto fare una distinzione e nell'interesse della istituzione pensare sempre quali possano essere le norme più adeguate per tutelare l'interesse pubblico. Qui in maniera evidente nel corso degli ultimi decenni è successo che la politica si è intromessa, che la politica ha voluto far pesare la propria posizione, imporre determinati comportamenti e ci sono stati dei presidenti del magistrato alle acque che hanno accettato benissimo queste imposizioni, nel senso che si sono accontentati di centinaia di milioni di lire o di euro per fare quello che voleva chi doveva essere controllato. Qui c'è stata un'inversione, e cioè il magistrato alle acque che doveva essere il controllore, in effetti è diventato l'esecutore materiale degli ordini del Consorzio Venezia Nuova. E non è una cosa soltanto di questi ultimi tempi, perché se ne parla, io ricordo sono in Senato da 9 anni, ma praticamente a 9 anni facciamo interrogazioni su questo tema, perché i ministri non intervenivano a controllare. C'era un'inversione di ruoli. Però, senatore, io la svesto dal ruolo di senatore e le parlo come candidato sindaco di Venezia. Se lei vincesse le elezioni, che avremo di qui a qualche settimana, qual è la responsabilità del nuovo sindaco di Venezia? Terremo buoni questi controlli fatti dal magistrato alle acque all'epoca, che vediamo poi è stato coinvolto in tutta un'indagine importante, parliamo di corruzione per importi non da Guardi, poco. allora intanto faccio gli scongiuri ovviamente. Poi risponderei in duplice maniera. C'è un problema rilevante di cui ne abbiamo parlato, ma insomma credo sia il momento di parlarne, che è quello dei costi della gestione della manutenzione del Mose, perché quando anche dovesse entrare in funzione verso la metà del 2017, come si dice al Consorzio Venezia Nuova, si porrà un problema enorme
di gestione e di manutenzione. Chi sarà responsabile della gestione e della manutenzione? Sulla base di che cosa, di che norma? Ci sarà una gara europea? Confido di sì. E per quanto riguarda i costi si parla di un ammontare all'incirca annuo tra i 25 e i 35 milioni di euro. Molto di più. Di più. Vabbè, io sono stato basso, diciamo. Vabbè, è un ottimista. Diciamo che mi tengo basso, ecco, facciamo 30 milioni di euro. Quanto diceva Amadori, mi scusi per avere delle cifre? O l'ingegnere, sentivo gli importi, quanto saranno, Guardi, quanto è previsto? Io penso che qualsiasi opera di ingegneria di un certo rilievo abbia un costo di manutenzione che, volendo parlare così grossolanamente, possiamo collocare fra l'1 e il 2%. Vabbè, ancora peggio. Bene, prego, l'ho interrotta, no, la situazione è ancora più preoccupante. Adeguerò nel prossimo prossimo intervento, invece di dire tra 25 e 35, tra 50 e 50, o più ancora. No, ma è preoccupante questa situazione, perché chi è che tirerà fuori questi soldi? Certamente l'amministrazione comunale no, ma anche se dovesse tirarli fuori lo Stato o un livello superiore, quello europeo, è un problema serio. Non è che il Mose e la gestione del Mose continuerà a mangiare le risorse della città come è successo in questi ultimi anni. Questo non è accettabile. C'è un tessuto urbano estremamente delicato che va assolutamente curato. In secondo luogo, condivido quello che diceva l'ingegnere Del Paus poco fa sull'Istituto Magistrato alle Acque istituzione, va tutelato, ci sono delle professionalità rilevantissime, io ho avuto degli incontri con i dipendenti del Magistrato alle Acque, anche del Consorzio Venezia Nuova, di Tetis, delle società che lavorano attorno, sono di una professionalità elevatissima, primo non le possiamo disperdere, e secondo sono fortemente preoccupati per il loro lavoro che sta saltando completamente. Allora questo Magistrato alle Acque, a mio modo di vedere, dovrebbe tornare ad essere, come all'epoca della Repubblica Serenissima, un organismo di controllo gestito dal territorio, perché se lo portiamo a Roma a un ministro dei lavori pubblici piuttosto che un altro, ricordo tra l'altro anche Di Pietro, c'è stato all'epoca del governo Prodi che era favorevolissimo, oppure il ministro delle infrastrutture Lupi eccetera, è un disastro, non si controlla più niente e succedono poi di queste cose. Riportiamolo sul territorio, creiamo un organismo che risponda sul territorio in maniera seria e controllabile. Certo. E sulle indagini precedenti, sulle asseverazioni precedenti, questo Mose funzionerà o non funzionerà? E visto che c'è un punto di domanda da parte dei tecnici, sarà possibile fare degli ulteriori controlli o completeremo il progetto fino alla fine prendendo per buono il progetto originario? Perché un po' questa è la domanda che la gente si pone. Questa è la domanda e non si può rispondere fino a quando non entrerà in funzione. C'è, lo so benissimo, qualche tecnico, qualche scienziato che dice di valutare se funzionerà o meno. Non so se sia possibile farlo. Il dubbio che abbiamo tutti quanti consiste nel fatto che una serie di valutazioni date nel passato sono state determinate da corruzioni. Questo è il dubbio, non da motivazioni scientifiche. Certo. Confidiamo tutti nel fatto che possa funzionare, però da metà del 2017 cosa succederà? Questo è un grande problema, un grande punto di domanda. Certo, noi l'abbiamo chiesto al direttore generale del consorzio, Hermes Reili. Sentiamo la risposta. Ci sono molte persone che presentano dei dubbi sull'effettivo funzionamento del sistema Mose. Si parla già dell'innalzamento del mare sopra il livello della barriera. Lei cosa risponde a queste critiche? Ma sono critiche assolutamente esagerate. Lei deve pensare che il Mose è predisposto per accettare un innalzamento del mare fino a 3 metri sopra il livello medio mare. La più alta delle maree che noi registriamo era poco sopra il 1,90 m e pertanto siamo assolutamente in garanzia in questo senso. Credo che se andassimo oltre quei livelli non sono le paratoie quelle che saranno interessate, ma è proprio tutto quanto la conterminazione lagunare eventualmente che avrebbe delle difficoltà. Devo dire che anche il progetto è stato fatto tenendo conto dell'innalzamento del livello medio di mare di circa 60 cm, pertanto è uno strumento che se andassimo molto oltre certe valutazioni, anche le più pessimistiche, potrebbe avere delle difficoltà, però è uno strumento che nel prossimo secolo permetterà anche con un innalzamento del livello del mare a Venezia di essere l'unica città al mondo pronta a
confrontarsi con l'innalzamento e con i problemi anche di una crescita degli oceani. Ci sarà bisogno di un grande coordinamento tra il porto e chi gestirà queste paratoie, perché naturalmente l'avviso e l'informazione è molto importante e la capacità di coordinarsi con l'autorità portuale diventa fondamentale al fine proprio di non creare disturbo al porto. Vitucci è tranquillizzato da questa risposta del Consorzio? Tranquillizzato, io mi auguro anch'io che funzioni una volta finito, perché insomma 5 miliardi e mezzo almeno che funzioni. Certo che il MOSE non è soltanto il meccanismo che dovrà funzionare, quello un ingegnere, lei me lo insegna, cioè lo fa funzionare, è il sistema che dovrà funzionare, perché già per realizzare il MOSE come adesso sono stati scavati canali, le correnti hanno modificato un po' il loro comportamento, le barene, come diceva l'ingegnere dal PAUS, cominciano a soffrire, l'erosione aumenta, insomma è una macchina, la laguna è una macchina complessa, se possiamo usare questo. Molto delicata, anche perché molto delicata, quindi che... non è che facendo funzionare la diga abbiamo risolto tutto, comunque ci auguriamo che funzioni, ma non basterà che funzioni solo la diga. Io me lo auguro, ma i fatti non dicono così, purtroppo. Ingegnere, lei è lapidario. No, cioè io non, lo studio di principio non l'ho fatto io, l'ha fatto il comune. Cioè, io sapevo che c'erano questi problemi, ma Principia l'ha dimostrato con i fatti. E allora a un documento come quello di Principia non si può rispondere va tutto bene Madama la Marchesa, perché non è così. Qualcuno doveva dimostrare che ha fatto i conti e che ha dimostrato che in quelle condizioni le paratoie sono stabili. Cioè non che dire, va tutto bene. Come va tutto bene? Se quello lì dice che la paratoia è instabile. Ma oggi cosa si potrebbe fare? Ma oggi perché oggi l'opera è all'85%, un importo faraonico. Cosa si può fare oggi niente, per ottimizzare quello che è stato assolutamente, fatto? Perché alla fine... non si può fare assolutamente niente, perché quella lì è un'opera irreversibile e quindi va completata così com'è. Però il problema è cosa succede domani di fronte al mondo, no? Se queste paratoie durante la tempesta si scardinano. Qualcuno me lo deve spiegare però. Perché è possibile che succeda? Certo che sì. I modelli matematici hanno dimostrato che è possibile. Quindi le paratoie che abbiamo visto prima, dimensioni enormi, quei pezzi blocchi gialli, per far capire, perché a casa non è semplice. Per essere chiari... Si possono scardinare in caso di onde alte, tempeste o quant'altro? Allora, per essere chiari, Principia ha simulato soltanto la bocca di Malamocco, perché Principia non è che doveva fare il progetto. Certo. Il Comune gli ha dato il progetto definitivo del MOSE per Malamocco, ha chiesto a noi la paratoia a gravità, l'ha data a Principia e Principia ha fatto questi calcoli. Questi calcoli dimostrano in una maniera assolutamente ineccepibile, perché io voglio trovare un altro studio che mi dimostra che quello che ha fatto Principia è sbagliato, perché è possibile anche questo, Però io di Principia ho una massima stima perché le conosco, ci ho lavorato e so di che cosa parlo. Certo. Allora, cosa ha dimostrato Principia? Ha dimostrato che con onde di 2,20 m quelle paratoie di Malamocco sono instabili. Abbiamo le registrazioni, il Consorzio c'ha le registrazioni che durante i 2 anni di misura che hanno fatto alla bocca di porto a Malamocco hanno registrato perlomeno 3 o 4 tempeste con altezze significative di 2,5 m, maggiore a 2,5 m. Quindi significa che se in quelle condizioni le paratoie stavano lì, c'erano questi fenomeni di instabilità. Che significa instabilità? Significa un moto incontrollato. Cioè, facciamo il caso della nave, no? Una nave, sappiamo tutti che galleggia, no? In acqua calma lei è stabile e tranquilla. Se la nave è instabile al moto ondoso, cosa succede? Che con il moto ondoso si ribalta. Allora, lei ci va su una nave che al moto ondoso si ribalta? Io non ci vado assolutamente, mi auguro che il MOSE funzioni. Anch'io però me lo una auguro. Speranza da cittadino che purtroppo di ingegneria questo me lo auguro non capisce. Anch'io. Questo me lo auguro. Però le evidenze mi dicono che non è così. Senatore Casson, si può fare qualcosa? Lei peraltro da senatore magari ha un occhio anche un po' più ampio sulla questione che viene da un'esperienza... No, ma questo è un problema di carattere tecnico e scientifico che va risolto sotto questo punto di vista e quindi confido e confidiamo tutti che possa funzionare e che le più fosche previsioni a un certo punto svaniscano. Questa è la situazione, quello che si può dire adesso. Peraltro bisogna comunque pensare al dopo, che cosa succederà quando
entrerà in funzione, e anche pensare che è vero che il mare è cattivo, come mi diceva mio padre pescatore, e il mare è sempre cattivo quando si infuria, e bisognerà pensare anche delle forme di protezione comunque, con delle cose esterne. Sicuramente, bisognerà sicuramente le lunate proteggeranno in parte dallo scirocco, e bisognerà pensare anche al vento di Bore e di Quarnero, tra l'altro. Carlo Nordio, cosa... Spazio agli ingegneri. Quello che ha detto il dottor Casson, cioè, speriamo che funzioni, è un'opera che molti ci dicono unica al mondo, dovrebbe onorare la tecnologia italiana. Certo, abbiamo sentito adesso anche dalle parti funzioni. più critiche che all'interno ci sono forti professionalità che vanno valorizzate. Certo, se dovesse sfasciarsi tutto alla prima marea faremmo una figuraccia, se però funzionasse bene, tenuto conto che al mondo ci sono stati parecchi tsunami che hanno devastato la California, il Giappone, eccetera, un'opera così potesse dimostrare che ci sono dei rimedi anche di fronte a fenomeni naturali devastanti, certo. Quindi esprimo proprio a tecnico, allora onorerebbe l'Italia e potrebbe anche portare un contributo non solo di tecnologia ma anche di rientro finanziario per questo nostro, diciamo così, sfortunato paese, sfortunato in questo senso perché questa opera non è nata sotto i migliori auspici, visto che i costi sono lievitati e poi si è scoperto che oltre allo spreco che è stato prima messo in evidenza c'era anche la corruzione. A questo punto, come hanno detto loro, speriamo solo che funzioni. Certo, questo speriamo che funzioni, non mi rincuora. Però effettivamente oggi siamo... No, non lo chiedo a lei. Dopo che ha chiesto un ingegnere, ha detto che vuole certo, assolutamente. Io sono un modesto magistrato. Assolutamente. Come il dottor Casson, ex magistrato, ma speriamo che funzioni, cosa vuol dire? Certo, ma in questo senso chi ha se non dovesse funzionare, la responsabilità di chi sarebbe? Perché le approvazioni... Di tutti e di nessuno. Di tutti e di nessuno, com'è possibile? No, qui c'è un responsabile, cioè allora, su questa cosa io vorrei che fosse molto chiara una cosa. Cause per 30, 40, 50 comunque, anni. Purtroppo i tempi in Italia andrà in prescrizione, lo sappiamo già. Civili no, okay. Sono ancora pendenti quelle del Vaillant purtroppo. Sì. Sicuramente qui c'è una responsabilità del progettazione. Il progettista che ha messo in piedi un sistema che è instabile, che tra l'altro non è solo instabile al modo ondoso, il sistema, perché questo non è stato detto né da Redi né durante l'intervista, il sistema per funzionare ha bisogno che ogni paratoia funzioni sistema di controllo, perché una volta che è entrata in posizione, sensori, cioè ogni paratoia ha un suo computer, certo, che in funzione dell'inclinazione controlla se l'acqua che deve entrare, che deve uscire. Però mi scusi, se la responsabilità del progettista, un progettista che ha a che fare con la pubblica amministrazione, poi per importi abbiamo visto faraonici, garantirà in qualche modo il non funzionamento? Scuote la testa e mi continua a preoccupare. No, perché da un punto di vista civilistico le cifre sarebbero talmente enormi che nessuno sarebbe in grado di avere un risarcimento adeguato, perché avrebbe... Ma questo è il nostro paese o è... No, questo è generalizzato. Questo ho capito. Posso prego, dire? prego. Allora, è stato detto prima, mi ricordo da quale che adesso giustamente Casson ha detto che sono cifre così iperboliche che non è nemmeno pensabile che qualcuno possa chiedere e tantomeno ottenere un risarcimento. Ma in questa, diciamo così, bella e un po' sfortunata città dove io lavoro da quasi 40 anni ma non vivo, c'è un esempio illustre sulla impossibilità di richiedere risarcimenti, anche quando non ci sono state corruzioni. Ed è quella del ponte cosiddetto di Calatrava, di cui io ho fatto l'indagine, è già chiusa, quindi. Non è stato incriminato nessuno perché non c'è, ecco, questo è un esempio classico in cui non ci sono state mazzette. Abbiamo indagato, tutti puliti, tutti bene. Però quel ponte che doveva costare X è costato X moltiplicato 3. Però funziona, è il ponte funziona. No, momento. È un ponte che ha un costo di manutenzione. Intanto, come avrete visto, c'è una sorta di, come si chiama, di funivia, di seggiovia per handicappati che non funzionerà mai. Questo è già per dire. Certo. Sui verbali del Consiglio di amministrazione il grande architetto ha detto il problema degli handicappati è molto facile da risolvere, vanno in vaporetto. Questo è scritto nei verbali del Consiglio di amministrazione. Mi vergogno. Ecco, però è stato così e non funziona. Quel ponte ha bisogno di una manutenzione continua perché le rive, mi hanno spiegato, avendo letto tutte le perizie, si muovono. Evidentemente i vecchi costruttori di Venezia questo lo sapevano. Uno che è abituato a fare
ponti o grattacieli a Dubai, evidentemente queste cose non le sapevamo. Sono costi lievitati, 2 imprese sono fallite, sono stati assegnati appalti ad aziende che non avevano i titoli per lavorare con l'acciaio, giusto? Mi corregga se e nessuno ha pagato e non pagherà mai nessuno, perché diciamo così, in questi casi le responsabilità sono così diffuse per cui diventano quasi impercettibili. A maggior ragione quando si tratta di cifre, ripeto, che sono molto ma molto maggiori, non è pensabile, però possiamo, abbiamo la Madonna della Salute, qui vicino c'è Sant'Antonio, santo cielo che questa opera funzioni, no? Perché non deve funzionare? Certo. Io spero che l'ingegnere non abbia torto. Me lo auguro, ecco, è ovvio che lei se lo augura. Io da cittadino me lo auguro, da tecnico, però, certo, ma da tecnico no, da tecnico non lo, se non funzionasse. Ma da tecnico non lo posso avallare. Basta, io... Del Paus, l'ho vista scuotere la testa. Il ponte di Calatrava è bellissimo da vedere, ma dal punto di vista ingegneristico è terribile, come punto di partenza. Quindi, gli ingegneri sono meravigliosi perché sono sintetici e lapidari. Doveva pensarci bene, non perché un ponte come quello spinge come nessun altro ponte di Venezia è in grado di fare. Va bene, detto questo, ritornando al Mose, io mi auguro anch'io che funzioni, ma voglio dire che questa discussione intorno alla stabilità o instabilità di queste paratoie parte molto prima delle osservazioni dell'ingegner Di Tella, perché stanno scritte queste osservazioni su una paginetta del professor Cheng Mei, adesso spero di ricordare giusta la data, 1996, nel momento in cui si discuteva della via intorno a queste opere, e c'era questa osservazione di questo cinese americano, no, che poi è così, è stata attenuata. Poi c'è un fatto che bisogna dire, le lunate che hanno costruito davanti alle bocche di porto sono relativamente recenti, sono successive alla famosa discussione del 2006 presso il presidente Prodi. Ebbene, quelle lunate erano giustificate da una delibera del governo Amato che diceva di costruirle per riportare le resistenze al moto delle bocche di porto alla situazione esistente al tempo del Denè, primi anni dell'Ottocento. Ora, in quel momento fu dimostrato in modo palese e certo che quelle opere non avevano da questo punto di vista nessun effetto. Quindi quelle opere non dovevano essere fatte, ma in realtà potrebbero avere un ruolo, ed è quello a cui ha accennato anche il senatore Casson, cioè potrebbero essere opere che interferiscono con il moto ondoso, almeno con quello che viene da Scirocco, e quindi proteggono le barriere rispetto a questo problema paventato da Cheng Mei, indicato da Principia e ricordato dall'ingegner Di Tella. Allora potrebbe essere che quelle opere fungano da schermo efficace contro questo fenomeno che sarebbe devastante, perché vorrebbe dire la distruzione dello sbarramento, non è soltanto passaggi d'acqua e così via, perché queste paratoie, una volta che fossero prese da questo problema, incomincerebbero a oscillare in modo disarticolato e quindi sarebbe un disastro. Nessuno di noi vuole questo. Assolutamente. Però è necessario fare chiarezza, cioè è necessario che finalmente, mi permetto di dire, su questo problema si accetti il confronto, perché il grande male tecnico di quest'opera è che chi la costruiva si riteneva autoreferente, depositario di tutte le conoscenze necessarie, mentre io credo che in campo tecnico è importantissimo sedersi a un tavolo e ascoltare quello che dicono gli altri, anche quando dicono cose diverse dalle tue, anche quando dicono cose che in parte non sono veritiere. Il saper ascoltare non credo che si applichi alla realizzazione di questa grande opera. E questo quindi il grande problema, secondo me. Il grande problema è che in realtà un confronto con l'esterno, con quelli che dall'esterno obiettavano, non c'è stato, delle volte a ragione, secondo me, delle altre volte con nessuna ragione, non c'è mai stato, non c'è mai stato. Quindi noi adesso ci troviamo in questa situazione. Io direi che sarebbe il momento di tirare una linea e di fare il punto e di capire dove siamo arrivati
e dove dobbiamo andare, e di capire se dove siamo arrivati ci ha portato a una situazione priva di dubbi e di difetti. Quindi lei parla da tecnico, tirare una linea, fare il punto tecnicamente, quest'opera deve andare avanti e se sì come. Chissà la valuti e dica in che direzione muoversi. Amadori, la stampa può in questo senso anche portare luce dell'opinione pubblica e delle istituzioni dove magari luce ce n'è un po' meno? Ma credo che la stampa possa raccontare più che fare luce, no, sul fronte tecnico. Io direi però una cosa, vorrei ricollegarmi, che far luce nessuno l'ha voluta fare né sul fronte tecnico né nessuno ha messo in discussione, quando è scoppiato lo scandalo delle tangenti, ha riaperto un dibattito sull'opera, ha riaperto un dibattito per capire che cosa era successo, quali erano le responsabilità, come evitarle in futuro. Tutto silenzio su tutti i fronti. Politico, si è fatto pochissimo, non c'è stata in regione, citava prima il senatore Casson che le responsabilità principali erano in regione non è stato aperto nessun dibattito, non c'è stata una commissione d'inchiesta, non è stato fatto nulla, il silenzio più totale. Ecco, credo che questo valga appunto sia per la parte politica sia per la parte, come dire, tecnica. Nessuno si è posto il problema di andare a vedere e a valutare se tutto quello che è stato fatto con le tangenti di mezzo può essere stato in qualche modo viziato. A suo avviso da dove partire eventualmente? Una commissione d'inchiesta a livello regionale piuttosto che... Sì, questa potrebbe essere un'idea come una commissione tecnica. Resta il fatto che fino a quando, io credo che abbia ragione il professor Di Tella, fino a quando l'opera non è finita sarà difficile riuscire a capire se funziona o non funziona. Questo è un grosso problema. D'altronde chi doveva controllare veniva scelto in un certo modo, non per le capacità tecniche, ma per la disponibilità a fare quello che il Consorzio Venezia Nuova voleva. Nelle indagini ci sono intercettazioni che sono sintomatiche, sono assolutamente eloquenti. Ci sono persone che contattavano le persone e dicevano quella persona deve finire lì perché quella persona è disponibile a fare quello che vogliamo noi. E così funzionava. Per cui è sconcertante, ma è una delle cose più inquietanti che esce da questa indagine. Certo, che domande le fanno i ragazzi quando presenta questa indagine, questo libro? Lo chiedo a lei perché sta un po' girando per promuovere quell'attività svolta come giornalista, ma che poi, essendo un libro anche fatto di documenti e di atti, risulta essere anche abbastanza tecnico. Sono sconcertati da come sia possibile che per tanti anni sia andato avanti un sistema di questo tipo, senza che nessuno se ne sia accorto, senza che nessuno abbia reagito, senza che nessuno abbia fatto nulla. Sono sconcertati del fatto che le indagini siano durate così tanto, ma d'altronde per riuscire a venire a capo di fenomeni così complessi credo che non ci fossero soluzioni diverse. Questa è la cosa sostanzialmente che sorprende di più e sulle quali si cercano risposte, no? È importante anche che ci sia una sorpresa, un'indignazione poi nei ragazzi, certo. Penso, perché è il primo step per poter cambiare le cose. Andiamo un attimo in pubblicità e torniamo a parlare di costi, vediamo quest'opera quanto costerà e come è lievitato il prezzo nel tempo.